Presidente, di solito si dice che nel periodo di crisi il lusso tira. È effettivamente così? Assolutamente sì, se lei legge e guarda 20 anni addietro, anche nel momento in cui le torri gemelle sono crollate, quindi c'è stato proprio il picco negativo, il lusso ha tenuto, anzi soprattutto è cresciuto, quindi è proprio come dice lei. Ma in Italia siamo ancora capaci di creare il lusso perché stiamo subendo una conquista dall'est. Noi siamo creatori del lusso, abbiamo le idee e costruiamo. Io penso modestamente che l'italiano abbia una creatività che sia unica nel mondo e nel nostro settore soprattutto, perché il gioiello è proprio italiano, è proprio made in Italy. Ma come si vende il gioiello in questo periodo? Guardi, molto bene, le spiego perché. E nel momento in cui la persona potrebbe essere, diciamo, motivamente un po' non così felice, perché come si dice c'è crisi, anche se bisogna vedere, io penso che gratificare la propria persona, gratificare se stesso è la cosa più bella. O la persona che più vuoi bene. Siccome noi vendiamo emozioni, non vendiamo gioielli, ma vendiamo qualcosa che fa piacere alla persona e chi vuoi bene, è chiaro che è il modo migliore per gratificarci.